Allora, rispondiamo al messaggio, Daniele Tronco. Sì, no, ci fa piacere che ci siano degli ascoltatori che apprezzano, perché diciamo ci ripaga del lavoro che svolgiamo e che facciamo. Effettivamente noi abbiamo investito molto nel rapporto con i cittadini, con i pensionati, cercando di fornire un livello di servizio, diciamo, efficace. Non sempre ci riusciamo e di questo cerchiamo di... Però cercate di migliorare, quindi le segnalazioni possono servire a migliorare. Solo un attimo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da Verona. Sì, prego. Buongiorno. Allora, io sono un ex dipendente dell'ULSS Veneti e dal 1992 sono in presenza praticamente. Il mio reddito è 870 al mese. Lordo? Se rientro nella 14esima. Nella norma della 14esima. È lordo o netto 870? È netto. Netto 870. Bisogna guardare il suo reddito lordo. Lordo, se lei lo dovrebbe... Io l'IDE o il CUD? Beh, nel CUD c'è tutto, c'è il reddito complessivo. Allora, il CUD dice 13.350. Un attimo. Sì. Dov'è che sono finite? Lei quanti anni 13.000 ha detto? 350. No, è superiore. 13.350? Sì, perché il limite è 13.192,92. È a cavallo. Oh, Madonna. Però comunque io sempre, siccome sa, per televisione o per telefono, io ho letto, lei mi ha detto un importo, io le ho riportato qual è il limite. Comunque se può passi nelle nostre sedi e parli con un nostro operatore. Allora, non disperi, perché prima di disperarsi è meglio sempre fare le verifiche. Perché l'importo è di 13.192. Io ce l'ho fuori. Sì. Per 150 euro. Che cosa quale potrebbe essere la cosa che lo quando salva? c'è un limite, quando c'è un limite di reddito per qualsiasi cosa, è vero che magari anche solo per 50 centesimi, no? Per un euro uno... Però guardi, è vero questo, siccome ci sono diverse persone anziane a cui è successo queste situazioni qui, poi però sono andate, magari non nella sua situazione però analoga, sono andate a farsi verificare, hanno scoperto che comunque avrebbero avuto diritto a più soldi, magari non rientravano nella 14esima, però qualcosa recuperavano per altri versi, perché ci sono un sacco di situazioni di diritti che non sono così espressi, bisogna farne richiesta. Si faccia fare una bella verifica della situazione pensionistica, che non si sa mai che qualche soldino in più le possa entrare e va a compensare la mancata 14esima, di cui ci dispiacciamo purtroppo. Grazie molte della sua telefonata, grazie. Sì, come dice, questo è un esempio, questo è un esempio classico del limite, no? Quando siamo a cavallo proprio del limite previsto dalla legge, però giustamente, come ha detto lei, farsi controllare è sempre, diciamo, un'azione. Adesso questo pensionato è in pensione da un certo numero di anni magari qualcosa. Quali sono in genere, secondo lei, la vostra esperienza, le cose che più spesso ricorrono come errori, mancate richieste, che possono dare un po' di giovamento, che magari chi ci ascolta si può ritrovare in questo? Che cosa? Beh, no, ci sono, adesso guardi, il tema, come diceva Rosanna prima, adesso per esempio nel caso della 14esima, perché c'è molta disattenzione? Perché dovrebbe essere automatico, cioè la legge prevede e assegna all'ente, dovrebbe farlo automaticamente questo riconoscimento. Quindi, invece cosa ci capita? Che per una serie di problematiche legate poi alla valutazione sul reddito, eccetera, l'INPS non eroga questa somma
E quindi questo è un caso dove la gente di solito non presta attenzione. No. Ma perché pensi che lo faccia? È il solito discorso, cioè, non Sì, vado mai ci sono alcuni aspetti, insomma, che hanno questo, diciamo, per quello noi insistiamo chiedendo alle persone, e qua ritorniamo, mi collego al tema di prima, della rete dei servizi. L'Ospedale Veneto ha circa 500 collaboratori sul territorio, volontari, che sono preposti, che sono stati formati per fare questo e quindi rivolgersi a questa rete. Sicuramente a Verona noi abbiamo una struttura abbastanza radicata, basta dire che a Verona nell'ultimo anno abbiamo recuperato diverse centinaia di migliaia di euro, noi stiamo facendo una raccolta, non è poi semplice quantificare, ma noi siamo di fronte a qualche milione di euro recuperato in Veneto, che sono frutto appunto di verifiche fatte. L'Inps vi odia. Riusciranno i miei eroi a togliere la legge Fornero? Andiamo a bomba sulla questione, un altro tema. Qui il tema ci si sposta in un'attualità molto pregnante, insomma. Cioè, il tema che adesso abbiamo di fronte, adesso vedremo il nuovo governo in azione. Attenzione che non è tutto oro quel che luccica, nel senso che noi abbiamo una situazione che, per esempio, l'Ape Social, faccio questo esempio perché è anche di estrema attualità. L'Ape Social a fine dell'anno prossimo, cioè del 2019, dal 1° gennaio 2019 andrà in pensione, dice il contratto di governo. L'Ape Social va in pensione? L'Ape Social va in pensione, nel senso che nel contratto di governo che ha stilato le forze che hanno composto, ma noi abbiamo centinaia, migliaia di persone che attraverso l'Ape Social vedevano risolta la situazione di essere a casa senza stipendio e senza pensione. E quindi l'Ape Social interveniva in questi casi. Però non soddisfaceva molti, perché poi alcuni si trovavano esclusi o deportati. Tra stare a casa senza pensione, senza stipendio, avere magari un trattamento più basso, molti scelgono il trattamento più basso, a parte che lì in quel caso non c'è. Però dovrebbero innescarsi, hanno detto, a sopperire in qualche modo. Sì, si pensa ad altre soluzioni, però bisogna appunto stare un po' attenti, perché diciamo che noi abbiamo molti lavoratori che stanno in questa condizione, ex lavoratori che stanno in questa condizione, perché la crisi ha colpito duramente. Certo, non è tutto oro quello che luccica, ha ripreso un po' la sua frase, quindi lo leggo subito, ma mi basterebbe una pepita visto gli amici piddini cosa hanno combinato. Sì. C'è lo scambio di battute, va sempre bene. Cioè, ma il tema è appunto che bisogna stare al merito delle questioni, cioè a noi non piace. Ma sostanzialmente se viene rivista questa legge Fornero, quindi dovrebbe andare a sopperire anche a queste lacune, perché dove viene tolto un pezzo viene messo un altro per far quadrare un po' i conti. Che cosa in particolar modo? No, per esempio l'Ape Social prevedeva limiti di età più bassi, adesso tanto per se vogliamo andare nell'attualità, perché se dovessimo avere un provvedimento che alza i limiti d'età, io tolgo l'Ape Social che è prevista dalla legge Fornero, oppure una modalità di uscita incentivata, adesso leggevo il messaggio, poi andiamo. Buongiorno Elena, volevo sapere dai suoi ospiti, mi rimettete dalla regia il messaggio, grazie, dai suoi ospiti un pensiero sulle prime iniziative prese dal ministro Salvini, però non facciamo moralismi, e dopo appunto adesso stiamo commentando. Ecco, bisogna appunto vedere qual è il trattamento, perché se io introduco degli elementi, diciamo, che innalzano,
che regolano su nuove basi l'età, potremmo trovarci nella condizione che alcune figure, che alcuni lavoratori che con l'app social potevano andare via, perché rimane l'app volontaria. Ok, questo è previsto. Però l'app volontaria, come abbiamo visto, rimane l'opzione donna, e questa è un'altra questione, ma noi abbiamo visto la penalizzazione dell'app volontaria. Anche se anche qui diamo delle risposte a delle persone, cioè, perché è vero che c'è un grande abbattimento, ma ripeto, tra stare a casa, non avere nulla e aspettare la pensione di vecchiaia per poter poi percepire un trattamento potrebbe essere complicato. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, dai, dopo poi vediamo un po' di commentare altre questioni e anche rispondere ai vostri messaggi. Tra poco.